Buongiorno a tutti, qua sono in compagnia con Filippo dal Veneto Selvaggio, una mattina molto fredda. E Filippo, dai, introduciamo la gran chicca, dai. L'ho visto prima delle vacanze di Natale e sono ritornato, ce l'ha segnalato Giorgio Ghezzi, ce l'ha segnalato l'amico Mirko e noi siamo venuti qui a vedere questo bellissimo Fiat 160 destinato alla vendita perché l'azienda in cui siamo ha pensato di prendersi un camion di plastica, un camion più recente, e quindi ha messo in disparte questo bellissimo Fiat 160. Ed eccoci qua, carissimi amici, insomma facciamo vedere questo Fiat 160. Appunto qua un operaio di questa azienda mi ha detto, cioè, ci dobbiamo liberare di questo camion perché fuma troppo ormai. E sai, ha detto fa troppo fumo, insomma, io ho detto è un peccato, no, ma fa troppo fumo, dobbiamo liberarcene, dai, abbiamo preso camion più moderni, vabbè. Ho detto magari questo video può salvare giustamente questo camion. Come è già successo con altri camion, questo video qua potrebbe salvare questo 160 da battaglia. Da battaglia, infatti. Guardate le rientranze del paraurti a forza di battere contro pezzi di acciaio, di ferro, guardate che taglio. Guardate qua, insomma, è da battaglia questo camion. Io ho detto potevano usarlo ancora per uso interno, però ho detto guarda, fuma troppo, dai, non possiamo tenere un camion che fuma, vogliamo liberarcene. Guardate qua, carissimi amici, facciamo questo video, magari se c'è qualche appassionato che vuole salvare questo camion, ben venga, insomma, i video del Marvin devono servire appunto per salvare pezzi di storia. Ed eccoci qua, Filippo, andiamo qua. Io ho visto anche la scaletta che era un particolare, insomma, importante, anche se siamo qua un po' incastrati. Insomma, era dotato, guardate qua, di scaletta. Portapacchi sopra. Guardate qua, carissimi amici. Poi, insomma, tre terzi di cristallo. Ma... come ogni vecchio autista che si rispetti, il rosario, la catenina. Ma adesso, Filippo, andiamo qua nella cabina. Faccio subito una panoramica un po' per fare vedere che, insomma, passo lungo, spettacolare, un bel pianale lungo. Guardate qua, carissimi amici, se volete salvarlo vi dico la zona, appassionati di camion vintage, e ci portiamo qua, Filippo, sulla cabina, abbiamo detto dotata di lettino. Guardate qua, carissimi amici, insomma, il report del Marvin c'è per tutti gli appassionati come al solito di camion vecchi. Il Marvin qua sale sulla cabina. Adesso ve la faccio vedere qua. È dotata anche di autoradio, Filippo, Adesso pazzesco. guardate, vi faccio vedere qua la cabina. Autoradio vintage. Autoradio vintage. Carissimi amici appassionati di camion vecchi, eccolo qua. Il Marvin è nella cabina del 160, appunto dotata di autoradio, e avrebbe avuto anche qua la brandina. Guardate qua, dotata di brandina letto. Filippo, dai, speriamo di salvare questo camion, che non venga dato in pasto ai demolitori e che qualche appassionato se lo prenda. Qualche socio Aite, qualche amico di Camion Storici Nord-Est. Nord-Est, gli amici di Stefano Bertazzon, che possono salvare questi camion. Guardate qua, carissimi amici, Fiat 160 spettacolare, passo lungo. Lo dedichiamo a tutti gli amici appunto appassionati dei vecchi Fiat. Dedico sempre al mio amico Giuliano, insomma, l'esperto camionista che non si deve mai dimenticare nei video del Marvin, Giuliano, Ed eccoci qua, carissimi amici, lo dedico al mio amico Alessio, appunto di Viterbo, che mi ha fatto fare dei bei colpi quest'estate. Ed eccoci qua, carissimi amici, Fiat 160, guardate, lo salviamo dal pasto dei demolitori. Speriamo che qualche appassionato venga a prenderselo. Caro Filippo, mattina molto fredda, qua le mani ghiacciate. Sì. È solo l'inizio della giornata. Ed eccoci qua, carissimi. Anche le gomme nuove, cioè, insomma, era tenuto bene. Infatti, tra l'altro ci dicono che hanno anche un treno già pronto da montare. E ha detto che parte subito al primo colpo, cioè è funzionante, perfetto, è radiato, però funziona tutto, insomma. È un bel camion per me, Ed eccoci qua, carissimi amici, io ve l'ho fatto vedere questo favoloso 160, venite a prenderlo al più presto.
spettacolare. Filippo, concludiamo qua, cosa dici? Sì, andiamo perché tu il camion l'hai passato tutto. Ed eccoci qua. Noi non ci resta altro che salutare gli amici, E niente, gli insomma. amici dell'Aite, gli Esatto. amici appunto di Camion Storici Nord-Est, gli amici di Stefano Bertazzon. Tutti gli amici insomma dai quelli del che camion. seguono il canale YouTube del Marvin, chi segue il Marvin e segue me su Flickr, che dire. Dai, un saluto a tutti, venite a Vai. salvare questo camion. Dai, chiudiamo qua. Ho le mani ghiacciate. Ciao a tutti appassionati di camion vintage. A presto!